Sulle rive silenziose del Brenta, dove il fiume curva dolcemente e la storia ha inciso la sua traccia d'acqua, c'è un luogo che custodisce l'anima autentica della riviera. Fiesso d'Artico. È un paese piccolo, solo nella misura, ma grande nella memoria, nel lavoro e nel cuore della sua gente. Qui, tra le ville venete e il mormorio dell'acqua, si respira ancora la serenità di una terra che non ha dimenticato la sua identità. Il nome Fiesso deriva dal latino flexum, la curva del fiume. Un segno geografico che è diventato simbolo di vita e destino. Qui il tempo sembra scorrere come le sue acque, lento, ma mai fermo. Ogni casa qui, ogni giardino racconta un legame profondo con l'ambiente che lo circonda. Un ambiente raccontato dal suo sindaco, Marco Cominato. Buongiorno Sindaco. Benvenuta Ida, benvenuta a Fiesso d'Artico. Grazie. Fiesso d'Artico, un nome con un compleanno importante nel 2025. Eccolo qua. Questo, che tu carezzavi prima, è riproduzione dell'antico documento che riporta il nome di Flexo, il primo nome della prima comunità. In un atto notarile di compravendita viene citata la comunità di Fiesso e tutte le maestranze appartenenti al territorio. Flexo, il nome antico della comunità di Fiesso d'Artico, probabilmente deriva dalla denominazione data dalla curva del Naviglio Brenta, che nel 1800 è stata spostata dal magistrato delle acque Artico e da qui Fiesso d'Artico, a causa delle continue inondazioni di tutto il territorio del paese. Sindaco, all'ingresso del municipio campeggia il millenario del nome di Fiesso, un documento importante che è stato ritrovato dove e quando? Nell'Archivio di Stato di Venezia, il quale documento cita per la prima volta il nome di Fiesso d'Artico ed è un atto di compravendita tra la contessa Edvige e l'abate di Sant'Ilario. La comunità di Fiesso d'Artico era già composta da 44 masserie, però non era ancora il paese, era una comunità sorta sulle rive del Brenta. Fiesso d'Artico al giorno d'oggi fa parte dei paesi e delle città della riviera del Brenta, e anche Fiesso d'Artico, come una lunga collana di perle, ha la sua storia, con le sue ville naturalmente. È proprio vero, il canale grande in terraferma è proprio il Naviglio Brenta e la riviera del Brenta. Fiesso d'Artico accoglie anche numerose ville che fanno di questo territorio qualcosa di imperdibile. E per dare ancora più forza alla tradizione di qui di Fiesso, noi ogni anno facciamo il Palio de Ruzzante, che è una manifestazione sportiva di tradizione e identità, che rievoca l'antico mestiere del tirante del Burcio. Sindaco, io proporrei una passeggiata per portare nelle case dei nostri telespettatori le ville e il territorio meraviglioso di Fiesso d'Artico. Sì, ville che col tempo hanno cambiato la loro destinazione d'uso. Sì, vedremo ville come erano nel passato e capiremo anche cosa succede nelle ville del presente e anche in un prossimo futuro. Ti accompagno volentieri. Andiamo. Come perle lungo un filo d'acqua, anche Fiesso conserva le sue ville venete, testimoni di un'epoca in cui la nobiltà e la natura si incontravano nel paesaggio del Brenta. Villa Recanati, Zucconi, Villa Contarini Zanchi, Villa Sonanzo, Villa Barbarigo Fontana, nomi che risuonano nella memoria, architetture che parlano ancora. Oggi queste dimore rappresentano l'anima culturale del territorio e la promessa di un turismo lento e consapevole. Sindaco, a Fiesso d'Artico il passato si fonde con il futuro, questa è la nuova vita delle ville.
Hai ragione Ida, e in conferenza dei sindaci, 11 sindaci e 11 comuni stanno lavorando insieme per concludere il dossier UNESCO, perché è interesse nostro e di tutta la comunità brentana di inserirsi nel patrimonio dell'umanità, con le ville soprattutto e con la loro riconversione, come in questo caso dove ci troviamo in uno dei migliori resort della Riviera del Brenta, una villa restaurata con restauro conservativo ma trasformata in resort. Una volta ogni villa padronale aveva la sua barchessa, ma cosa si faceva e come si viveva in una barchessa, Francesca? Allora, nella barchessa erano dislocati il granaio, il fienile, la stalla e anche, come nel nostro caso, la cantina dove si distillavano i vini. Queste antiche ville, queste antiche barchesse rivivono una grande e nuova vita. Ci troviamo in uno degli hotel, ristoranti più famosi e interessanti della Riviera del Brenta, la magia del Brenta. Ma come rivivono queste strutture? Grazie sicuramente alla sapiente ristrutturazione di un architetto padovano che ha saputo valorizzare il rustico, quindi le travi, le pietre facciavista della barchessa originali e le ha trasformate, a mio dire, in un elegante connubio, insomma, con il moderno che va molto oggi. Abbiamo detto che al piano superiore c'era il granaio, il fienile. Al giorno d'oggi ci sono camere bellissime e meravigliose. Eccoci qui al primo piano della barchessa, come potete vedere anche qui tutto travato, sono rimaste le travi originali e abbiamo ricavato 10 camere superior e 2 suite molto coccole. L'enogastronomia della zona qui è importantissima e naturalmente prodotto principe della Riviera del Brenta non può essere altro che il pesce. Sì, perché questa struttura è anche un ristorante stellato. Certo, dove non mancano il baccalà mantecato, le sarde in saor, la frittura, i vermicelli e la busara di scampi. Abbiamo detto storia, tradizione e futuro che si fondono insieme. Grazie Francesca. Grazie a te. Accanto alla tradizione delle ville, Fiesso d'Artico custodisce un'altra eccellenza, l'arte del saper fare. Il distretto calzaturiero nato qui e nei comuni vicini è riconosciuto nel mondo per qualità e stile. Dalle mani dei maestri calzolai nasce un'eleganza che unisce tradizione e innovazione, trasformando il lavoro in cultura. Ogni scarpa che nasce a Fiesso porta con sé la passione di una storia lunga secoli, è un mestiere, ma anche un'eredità. Lei cosa ne pensa? Io penso che questa zona, la Riviera del Brenta, diciamo Fiesso d'Artico, che è il nostro paese, ma possiamo estenderlo alla Riviera del Brenta, sia sicuramente la zona più rappresentativa, uno dei distretti italiani, possiamo dire, più importanti, che è riconosciuto a livello internazionale. Partiamo da una storia di oltre 70 anni dove le prime aziende sono nate con l'esportazione del proprio marchio, che poi negli anni hanno avuto grande successo anche a livello internazionale, fino poi alla transizione che c'è stata intorno agli anni 2000, dove la maggior parte delle aziende presenti nel territorio hanno iniziato la produzione per i migliori brand internazionali della moda che conosciamo. Chiaramente la scarpa che facciamo qui in Riviera del Brenta a Fiesso d'Artico, parliamo di una scarpa di livello molto alto, parliamo di lusso, che è ciò che contraddistingue il nostro Made in Italy. Io rappresento l'azienda Neri Venezia, che è un gruppo familiare di cui faccio parte, siamo soci io e la mia famiglia. È un'azienda che oggi conta 4 stabilimenti produttivi, tutti in Veneto. È un'azienda che negli ultimi anni ha avuto una crescita importante, consideri che
Negli ultimi 10 anni noi siamo cresciuti dell'800% in termini di volumi e di fatturato. Oggi copriamo una produzione che va intorno ai 2500 paia giornalieri, quindi superiamo il 500.000 di paia all'anno. Guardando al futuro manterremo gli stabilimenti in Veneto a Fiesso d'Artico con l'obiettivo di esportare in tutto il mondo. Grazie Giulio. Grazie Ida. A presto. A presto. Dal fiume che dà la vita al lavoro che dà forma al sogno. Fiesso d'Artico è una piccola curva nel corso del tempo, ma il suo battito è grande come la riviera stessa. Fiesso d'Artico, sì, qui, dove il Brenta racconta ancora la bellezza del Veneto.